Polemiche, critiche, accuse, uno scambio reciproco quasi senza esclusione di colpi. Anche nel giorno della loro festa, l'8 marzo, non si sono fermate, protagoniste 3 donne di Aula Sollano. Ad aprire le danze Marcella Carlisi e Nuccia Palermo, rispettivamente capogruppo del Movimento 5 Stelle di Sicilia Futura. Assieme, unite con il dito puntato contro la Presidente del Consiglio Comunale di Agrigento, Daniela Catalano, a loro dire di avere bloccato l'attività istituzionale, di non avere permesso la convocazione dei lavori d'aula, richiamandola ad una maggiore presenza tenuto conto anche della corposa indennità percepita. Carlisi e Palermo avevano anche annunciato di essere pronte a presentare nei suoi confronti una mozione di sfiducia. Il numero 1 di Aula Sollano ha deciso ora di rompere il silenzio e di rispondere alle sue colleghe, parlando subito di accanimento, di invettive gratuite per finalità faziose. Ecco la sua verità. Non essendosi costituita per mancanza del numero legale la conferenza dei capigruppo, afferma Daniela Catalano, è stata seguita la strada della consultazione dei capigruppo. Il risultato ha portato alla fissazione della seduta per il 15 marzo. Le altre si fisseranno più avanti. Strano, puntualizza ancora Catalano, che un così intuitivo concetto di democrazia sia così difficile da comprendere. Poi il capitolo indennità presidenziale. È ormai chiaro ai più che l'indennità della sottoscritta, precisa Daniela Catalano, viene riferita artatamente, sbandierata e lordo, al netto, non raggiunge i 2.000 euro. Io ho dovuto accantonare l'attività professionale non certo per scrivere qualche comunicato di disturbo ogni tanto, ma perché il prestigioso ruolo svolto risulta assorbente di ogni tempo ed energia. Non mi pare che le colleghe, nonostante contraddittori proclami ed una morbosa attenzione verso la mia indennità, abbiano ad oggi effettuato chissà quali rinunce. E neanche a dirlo pronte le controrepliche. Ci dispiace constatare che la Presidente Catalano si sia soffermato solo a contare quanto le venga decurtato da un lordo che pesa comunque sulle casse comunali, ben 3.660 euro. Nel riaffermare la convinta intenzione di presentare la mozione di sfiducia, scrive il capogruppo di Sicilia Futura: chiarisco che l'attacco politico fatto alla sua persona non va letto sullo scenario rosa, ma quello dei contenuti con atti di indirizzo, mozioni, interrogazioni e consigli straordinari che hanno visto lo stop e il rallentamento in seno all'ufficio di presidenza. Un ufficio di presidenza, tra l'altro, da 1 anno e mezzo monocolore e che non garantisce neanche i livelli minimi di democrazia all'interno di Aula Sollano. Vorrei ricordare che ancora da questa presidenza aspettiamo risposte, osserva Nuccia Palermo, e Marcella Carlisi conclude: la verità è che il Consiglio deve stare fermo e zitto.